Allora, preciso che in quel giorno ne abbiamo sentite quasi 14 o 15 se non ricordo bene, perché ripeto, come attività facciamo sempre uno screening che facciamo sempre sulle donne nigeriane perché sappiamo che l'esistenza di questo fenomeno anche ovviamente grazie a queste attività di indagini e quindi è una cosa che facciamo e continueremo a fare sempre. Da lì la ragazza siamo riusciti con insistenza a riuscire a farla parlare perché questa ragazza è madre di un bambino, è presente appunto in Nigeria e aveva comunque questa necessità, questa volontà un giorno di ricongiursi al figlio. Abbiamo fatto presente che normativamente era una cosa che era lecita e che non avrebbe dovuto pagare, che era possibile farlo in modo assolutamente lecito per quanto di difficoltà di venire fuori dalla Nigeria, quindi per espatriare dalla Nigeria, e lì si è determinata chiaramente a parlare anche perché lei non voleva fare questo lavoro, quando lo ha preso purtroppo andava già sul barcone, quindi non poteva più sottrarsi. Una volta che entrano nel capannone in Libia loro devono partire. Sembra quasi incredibile dirlo, ma le ragazze erano proprio ordinate, cioè a tutti gli effetti. Mi serve una ragazza, la voglio giovane, la voglio minorenne, queste purtroppo erano le intercettazioni che riguardano queste indagini, ma ce ne sono ovviamente altre. Considerate che poi le dinamiche di questa gente ti porta a inseguirle, molto spesso a perderne le tracce, quindi quando si chiedeva quali sono le caratteristiche, la quantità del fenomeno, noi altri possiamo rispondere soltanto per una fetta di ciò che è stato provato in queste indagini, peraltro in parte con difficoltà. Considerate la Libia, considerate i territori di provenienza di queste donne. Ciò che è importante, permettetemi, è che si è riusciti intanto a liberare, fra virgolette, delle donne, e parliamo di decine, siamo sicuramente a più di 10 donne, fra cui minori, che esercitavano già in schiavitù la prostituzione.